il diario di un mese. Un mese da quando quella notte sul domo, la notte di Natale, si comincia a sentire il rombo che avanza per poi perdersi nella steppa. 100.000 uomini, una lunghissima colonna, abbiamo detto. Un mese dopo, chi è rimasto? Chi è riuscito a sopravvivere? Chi ha dovuto lasciare i compagni con l'unico segno del fucile piantato come una croce? Questi si trovano sulla strada di casa, pensavano che ormai la strada fosse addirittura d'arrivo verso la stazione e poi l'Italia, a casa. Invece no. I russi hanno accerchiato le forze che stavano cercando disperatamente di tornare verso quel treno e le hanno bloccate in una sacca. Se oggi cercate sulle cartine, forse questo nome non c'è. Non si chiama più così. Però per gli alpini è stato l'ultimo baluardo contro cui scontrarsi e per cui sacrificarsi, per far sì che pochi, stanchi, congelati, riuscissero a prendere un treno e tornare a casa. È stato un sacrificio così grande che pochi anni fa il Parlamento italiano ha deciso che quel giorno fosse ricordato proprio come il giorno del sacrificio e dell'onore degli alpini. 26 gennaio 1943. Il nome della città non ve lo dico, perché lo capirete già. Yeah.